Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. No, it sounds funny, but I just can't stand the pain. Girl, I'm leaving you tomorrow. Seems to me, girl, you know I've done all I can. You see, I beg, stole, and I borrowed. Yeah. Ooh, that's why I'm easy. I'm easy like Sunday morning. È sempre domenica, benvenuti alla nostra trasmissione dedicata appunto al pomeriggio domenicale con Dei il nostro calabresi. Cataldo Calabrese. Ma come sei elegante. Hai visto? Sono molto Ehi, Charleston. Charleston. Ah, sì, un po' preserale vorrei dire. Complimenti, no? vabbè, sei sempre elegante, Grazie Raffaele, mille. che dobbiamo fare? Senti, a proposito insomma di abiti, di outfit, noi iniziamo questa puntata parlando di saldi, che questo è il periodo rosso per le donne. Interessante. No, per voi me ne frega poco, Insomma, a voi dai, uomini, tanto però noi alle donne comunque piace. usufruiamo dei saldi, come no? Allora, in questo primo spazio dedicato appunto al talk parliamo di saldi, ma soprattutto di stare attenti un po' a quello che succede durante i saldi, perché la truffa è sempre dietro Perché l'angolo. è chiaro, sì, Ecco. c'è sempre l'insidia della truffa. Allora, diamo il benvenuto a Cristina Entrieri, presidente provinciale Cosenza di Federconsumatori, che ci dà qualche indicazione. Buon Bentrovata. pomeriggio. E dai, Ermanna Serpe, che è una stilista, che è venuta a trovarci. E beh, ci darà Ci qualche dritta per non comprare farci bene ai saldi. Allora, ingannare ecco dai qua. saldi. Prego. Ci accomodiamo, appunto, il 2018 si apre stagione di saldi con una percentuale in più, un po' più alta appunto del saldo, vero? Sì, è vero. Secondo appunto gli ultimi dati resi noti, sempre più consumatori acquistano nel periodo dei saldi di fine stagione. La Federconsumatori però assieme ad altre associazioni dei consumatori ha stilato e presentato un decalogo contenente appunto le regole d'oro dedicate tutte ai consumatori sulla appunto regole di comportamento da seguire. Quali sono queste regole essenziali? Allora, la prima regola fondamentale è quella di mettere da parte lo scontrino, perché, come garanzia, perché comunque il capo, il prodotto in saldo non è vero che non si può cambiare, quindi spesso ci chiamano consumatori dicendo sono andata in quel negozio, ho acquistato un capo che poi si è rivelato difettoso, viziato, il venditore però non intende cambiarlo perché sostiene che la merce acquistata nel periodo dei saldi non si può cambiare. Questo non è assolutamente vero, perché il consumatore appunto ha la possibilità, presentando lo scontrino, di cambiare, anzi deve pretendere il cambio, la sostituzione del prodotto che è difettoso o viziato. Nell'ipotesi in cui il venditore non ha la possibilità di cambiarlo, deve restituire perché il prezzo. deve restituire il prezzo, esatto. Questa è una regola fondamentale, perché però purtroppo, della compravendita, però purtroppo a volte viene veicolato un messaggio diverso, è e così. quindi è bene che Federconsumatori, insomma, come dire, sottoscriva quelle che sono le regole essenziali per non farsi truffare, no? Perché la truffa è all'ordine del giorno purtroppo nel periodo dei saldi. Sì, che tipo di truffe ci sono? Allora, innanzitutto la truffa, quella più ricorrente, come le dicevo prima, è appunto l'ipotesi in cui il venditore non intende cambiare il prodotto che è viziato, sostenendo appunto che nel periodo dei saldi non si cambia la merce. Un'altra truffa ricorrente, chiamiamola truffa, insomma, è quella di esporre nel negozio non solo la merce di fine stagione, perché il decreto legislativo del 98 che regolamenta appunto i saldi dice che deve essere esposta e venduta come appunto merce di fine stagione con uno sconto che deve essere massimo del 50% la merce della stagione, quindi in questo caso non quella dell'anno del magazzino, in 2017. sostanza, non quella che Invece si trova al spesso appunto
Ci sono negozi dove si presentano dei saldi al 60% anche più, ma noi diciamo ai consumatori di stare attenti e di diffidare da questi saldi eccessivi, perché spesso nascondono non prodotti di fine stagione, ma magari rimanenze di magazzino. Ermanna, allora da stilista, no? Raccontaci un po' e dacci qualche dritta per comprare un bel outfit di moda e magari risparmiare anche qualcosa. La cosa più importante è non comprare qualcosa che nella nuova stagione o nell'anno poi successivo non si porterà più, rischiando di spendere magari un capitale, perché è vero che gli abiti sono scontati, però magari c'è qualcuno che vuole comprare qualcosa di alta moda, per cui finirà col comprare comunque ad un costo alto. Per cui l'importante è che, come dicevo prima, questo stesso capo si possa reindossare poi l'anno successivo. Il diktat degli stilisti per quest'anno è stato un diktat etico, cioè si è puntato molto sulle pellicce ecologiche che sono state declinate in tutti i modi possibili, sia per quanto riguarda la lavorazione che per quanto riguarda i colori, per cui le pellicce vere e proprie sono state riproposte in modo sintetico. Tutti i grandi marchi e anche i più commerciali, diciamo, hanno proposto questa pelliccia che adesso si può ritrovare nei saldi e sicuramente andrà nella prossima Quindi la pelliccia, stagione. l'eco pelliccia la possiamo acquistare perché insomma l'anno prossimo l'abbiamo ancora, la utilizziamo ancora? L'abbiamo sicuramente, come per esempio il colore rosa, che quest'inverno è andato, però magari alcune di noi, forse la maggior parte, non intende indossare abiti molto chiari durante l'inverno. Stiamo sicure che in questa primavera il rosa sarà il colore principe. Quindi se compriamo un capo rosa ai saldi, sì, a primavera lo utilizziamo e quindi ce lo trasciniamo quasi alle porte dell'estate. Ok. Beh. Ottima informazione. Senti, invece per quanto riguarda, dottoressa Entrieri, per quanto riguarda invece gli scontrini, ecco queste sono le piccole accortezze, non dimenticare lo scontrino, non perderlo, queste cose. Infatti, qua bisogna starci un po' attenti, no, sì, ai sì, saldi. Sì. Anzi, noi consigliamo di fare una fotocopia dello scontrino e metterlo da parte, perché lo scontrino dopo un po' di tempo non è più leggibile, quindi nel momento in cui andiamo a reclamare al negoziante l'acquisto ad esempio del capo rovinato, se non abbiamo lo scontrino leggibile non possiamo fare valere i nostri diritti, quindi questo è un consiglio fondamentale. E spesso capita anche che viene aumentato il prezzo del cartellino e poi quella stessa merce va in saldo, però rispetto a quello che è il prezzo maggiorato. Come si fa a tenere sotto controllo questa situazione? Allora, quello che noi consigliamo ai consumatori è di recarsi presso il negozio dove appunto poi si può fare l'acquisto nel periodo dei saldi e fotografare o appuntare il prezzo nel periodo naturalmente non dei saldi. Quello è il prezzo di origine, il prezzo reale. Poi recarsi nuovamente nel periodo di saldi di fine stagione e vedere se in effetti il venditore ha scontato quel prezzo reale oppure lo ha, come diceva lei, prima aumentato e poi... E quali sono le sanzioni a cui va incontro il venditore? Allora, ci sono sanzioni amministrative che vengono irrogate. Noi quello che consigliamo ai consumatori è quello comunque di rivolgersi in questi casi, avendo la prova della fotografia, innanzitutto ai vigili urbani oppure all'ufficio comunale settore commercio, comunque anche all'associazione dei consumatori, che poi provvederà a sporgere denuncia e da lì ci sarà tutta la trafila. Oramai si è diffuso moltissimo, Ermanna, l'acquisto online, no? Oramai si compra moltissimo sugli e-commerce. Ecco, anche lì i saldi incombono, però bisogna stare attenti a scegliere i siti giusti. Tu da stilista che cosa ci consigli? Io di solito compro fuori dall'Italia, magari è vergognoso dirlo, purtroppo è così. Perché i siti italiani non sono affidabili? No, perché riscontro sinceramente una scelta migliore per quanto riguarda, esteticamente almeno, per quanto riguarda il capo rispetto ad alcuni siti italiani. Sto parlando comunque dell'Inghilterra, non dell'Asia, anche se io sono una matrice
della cultura asiatica per quanto riguarda il capo, non copiato, diciamo, non copiato, no, certo. no, della tradizione, della Autentico. tradizione sì. orientale, Sì, certo. sì, certo. Senti, quello che volevo chiederti è, insomma, sull'e-commerce bisogna comprare, però i saldi sono molto alti e sono spalmati in un periodo molto più ampio, quindi bisogna stare attenti a questo. E soprattutto volevo capire, seguire le influencer serve per poi andare a comprare magari il capo particolare? Sì, la moda come è un evento sociologico, quindi la moda nasce dalla strada e quindi sono le persone che fanno la moda, è la strada che fa la moda, che poi viene digerita, sì, dagli stilisti e poi riproposta sulle passerelle. Seguire le influencer sì, può essere una scelta, però dal mio punto di vista è bene che ogni persona abbia il proprio stile ricondotto al proprio target, ai propri gusti, alla propria corporatura, che si ispiri sicuramente alla moda che viene proposta dalle passerelle, ma che non sia una malattia, un essere per forza attaccato a quello che gli stilisti ci propongono, perché comunque bisogna avere uno stile che rispecchi la nostra personalità. Senti, qual è il must per la prossima stagione? Sono i turbanti, le piume, e per quanto riguarda i turbanti vorrei dire una cosa, è l'accessorio che uno degli accessori ai quali io personalmente sono affezionata, perché è stato proposto per la prima volta per quanto riguarda la moda da Paul Poiret, da non confondere con Poirot. Certo. E poi negli anni è stato adottato dalle dive come accessorio fondamentale, diciamo, e negli anni 40 è stato riproposto dalle donne, quindi dalla strada, perché una volta non si usciva mai senza cappello il pomeriggio, e durante la seconda guerra mondiale le donne giustamente non potevano permettersi dei cappelli o dei copricapo particolari, per cui prendevano dei maglioni infeltriti, dei maglioni? Sì, dei maglioni infeltriti, e si creavano questi turbanti. Dopo la guerra, negli anni 50, le bandane hanno sostituito i turbanti, adesso sono tornati di moda. Meno male. Per cui è un accessorio prettamente femminile, molto che diva, è ritornato che fa molto di moda, diva. Sì. che è ritornato di moda. Allora, grazie, insomma, questa è una piccola chicca, i turbanti, le fasce vanno di moda anche nella primavera, anche d'estate, Anche si d'estate, porteranno anche d'estate. Allora, grazie alla nostra dottoressa Entrieri, presidente della Federconsumatori Cosenza, grazie alla stilista Ermanna Serpe. A questo punto lanciamo invece la rubrica Cataldo del nostro amico Elia Diaco, assolutamente, il nostro angiologo per le gambe, sempre in forma. Sentiamo. Oggi, come nelle altre puntate, parliamo della prevenzione nella malattia venosa cronica. Abbiamo detto e ribadiamo che è importante fare una visita angiologica con un ecocolor Doppler. Un ecocolor Doppler lo si fa attraverso un ecografo che vedete alla mia destra. Questo è un ecografo che serve a vedere all'interno la presenza o meno di vene. Abbiamo con noi una modella che ci aiuterà nel fare questo tipo di esame. È un esame semplice, bastano pochi minuti e l'importante è andare a vedere, come possiamo vedere da questo breve esame, se è presente o meno una vena e che dimensioni ha questa vena. Questa vena prende il nome di vena safena interna e in questo caso ha un diametro di 5 mm. Quindi è una vena incontinente perché il diametro fisiologico della vena è di 2. Quindi si ha un ritorno venoso con la sintomatologia tipica della malattia venosa cronica, che è la pesantezza, il gonfiore e il dolore. Importante l'utilizzo delle calze compressive e della diosmina micronizzata per curare questo tipo di
malattia. E soprattutto ribadiamo l'importanza di un ecocolor Doppler venoso degli arti inferiori per poter stabilire la presenza o meno di una malattia venosa cronica e capire il diametro della vena safena e quindi agire di conseguenza. Allora, siamo rientrati in studio, a questo punto siamo alla rubrica dedicata alla stylist con la nostra Mena tutta riccia che dopo aver tagliato i capelli la scorsa settimana ora insomma ci racconta un po' come tenerli insomma belli, sani e è rimasta con noi la stilista Ermanna Serpe, ci fa da cavia. Ok, allora dimmi Mena. Sì. Parliamo ovviamente dell'importanza dell'hair care, ne abbiamo parlato tante volte proprio perché noi ci teniamo a inviare ai nostri clienti, a coloro che ci ascoltano, il messaggio che avere dei capelli sani ti dà la possibilità di poter effettuare qualunque tipo di trattamento e avere un ottimo risultato in riferimento a quel trattamento. Se io vado ad applicare, ad effettuare delle schiariture su un capello stressato, su un capello rovinato, su un capello sofferente, ovviamente il risultato non sarà quello che io immagino o quello che io ho visto in copertina. Beh, assolutamente, se il capello non è sano, è bello, lucido, sicuramente non abbiamo la stessa resa. Esattamente, ecco. Quindi utilizzare dei prodotti importanti, dei prodotti di prima qualità, questa è la cosa fondamentale. Noi abbiamo più volte parlato della nostra schiuma ristrutturante, appunto perché in un unico prodotto ci dà la possibilità di avere dei risultati che prima ottenevamo con l'utilizzo di diversi prodotti. Questo perché la tecnologia ovviamente va avanti, gli studi vanno avanti e quindi abbiamo l'opportunità di attingere a delle conoscenze che prima non ci erano date e quindi in questa schiuma è presente questa tecnologia, questo studio che ci permette appunto di ricevere questi risultati. Oggi possiamo corredare la nostra schiuma con lo shampoo e il balsamo, la maschera più che balsamo, che ci danno ovviamente quindi un'azione più mirata. Utilizzarli tutti e tre insieme è proprio questo il concetto, utilizzare una linea che sia comune implica lo stesso utilizzo delle stesse materie prime, degli stessi principi attivi e quindi un focalizzarsi su quello che è l'obiettivo che vogliamo raggiungere. L'obiettivo è quello di rendere dei capelli sani. Capello sano come quello di Ermanna, che insomma tra l'altro non è un capello trattato, un bel capello lungo e quindi insomma lei ce l'ha bello lucido, ovviamente naturale. più difficili da curare perché i capelli lunghi ovviamente necessitano di più cure e di più attenzioni perché sono comunque più stressati dal tempo, dalle spazzole, dal phon, dai trattamenti. Quindi molta cura è importante, la cura dei capelli è fondamentale E scegliere i prodotti giusti. Il capello d'altronde ci fa da cornice. Assolutamente, senza i capelli voglio dire esatto. metà della bellezza sparisce. Esatto. Allora grazie alla nostra Mena Riccia, grazie alla nostra Ermanna Serpe che c'è rimasta con noi a fare da modella in questo spazio. A questo punto invece passo la parola alla nostra band, sempre orfani di Stefano Battaglia, non torna più, l'amore l'ha rapito proprio. Va bene, a voi lo spazio. Someone told me long ago there's a calm, the rain, a storm I know. It's been calm for some time. When it's over, all they say it's a rainy or sunny day. I know, shining down like water. I wanna know, have you ever seen the rain? I wanna know, have you ever seen the rain coming down on a sunny day? Yesterday and days before, sun is cold and rain is o'er. I know, been away for all my life.
forever and it goes through the circle fast and slow. I know I can stop, I wonder. I wanna know, have you ever seen the rain? I wanna know, have you ever seen the rain coming down on a sunny day? I wanna know, have you ever seen the rain? I wanna know, have you ever seen the rain coming down on a summer day? Ed ora un po' di pubblicità e poi torniamo con È sempre domenica. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. È sempre domenica, cari amici telespettatori, ben ritrovati. Invito accanto a me il dottor Roberto Squillace, oncologo dell'ospedale Ciaccio di Catanzaro. Benvenuto, prego, si accomodi. Dottor Squillace, il reparto in cui lei lavora è reputato un'eccellenza della nostra regione. Per fortuna i malati oncologici si possono curare e si possono curare bene nella nostra terra. Come siete organizzati? Noi abbiamo un centro diciamo, di cure oncologiche presso l'ospedale Ciaccio dell'Elis, dove in questa struttura sono riuniti poi i reparti che si dedicano al paziente oncologico, quindi c'è l'oncologia, c'è la struttura di ematologia anche molto buona, la radioterapia, c'è la radiologia dedicata e poi abbiamo anche una struttura di cure palliative. Ecco appunto, che cosa sono le cure palliative? Le cure palliative al paziente oncologico noi ci dedichiamo, sono tutte quelle cure che vengono dedicate al paziente che diciamo, non ha più possibilità di avere delle cure attive e quindi che combattono la malattia. Qual è lo scopo di queste cure? Le cure palliative praticamente servono a migliorare la qualità di vita in quel paziente che ormai è destinato a morire purtroppo, per cui non viene abbandonato a se stesso, ma viene seguito e viene portato fino alla fine, migliorando la propria qualità di vita. E le cure palliative si interessano proprio dei sintomi. Cioè un paziente che presenta dolore da tumore, questo paziente non viene abbandonato a se stesso, ma viene curato anche il dolore, che è un sintomo, e quindi di ridurre la sofferenza di questo paziente. E la Società Internazionale di Oncologia si è pronunciata positivamente proprio in questo senso? Sì, infatti la Società Europea di Oncologia ha definito centro di eccellenza tutte le strutture oncologiche dove all'interno c'è una struttura di cure palliative, dove ci sono dei medici che si dedicano, che accompagnano il paziente fino alla fine e quindi non viene abbandonato a se stesso una volta che le terapie oncologiche non fanno più nulla nella malattia. E da chi vengono espletate? Vengono espletate dai medici, diciamo che le cure palliative non hanno una sola figura, ma è un'equipe formata sia dal medico palliativista, dagli infermieri specializzati in cure palliative, dall'assistente sociali e dallo psicologo. C'è un'equipe che lavora attorno al malato per migliorare la sua qualità di vita soprattutto, e quindi evitando anche le sofferenze come tutti i sintomi che vengono, il dolore, anche tutti gli altri sintomi, occlusione intestinale, e quindi alleviare tutti quelli che sono gli effetti collaterali, collaterali della malattia, e quindi dare una
un senso anche alla vita e nella sofferenza. Secondo la sua esperienza, quanto è difficile gestire dal punto di vista psicologico il malato oncologico? È molto difficile, infatti alla struttura di cure palliative si dedica sia al malato che ai familiari, perché purtroppo il dolore non è esteso anche ai familiari che purtroppo si sentono impotenti nella gestione di questi pazienti, nella sofferenza di questi pazienti. Dottore, che cosa sono gli hospice e dove si trovano in Calabria? Gli hospice sono dei centri specializzati dove vengono attivate le cure palliative e vengono, diciamo, questi pazienti, anziché stare in ospedale, e quindi hanno una struttura ben precisa proposta per i pazienti terminali, e dove vengono, appunto, ci sono in questa struttura sia il medico palliativista, come dicevo, cioè l'equipe dedicata al paziente, e diciamo limitando la sofferenza di questi pazienti. Queste sono delle strutture dove c'è un ambiente tipo familiare, come quello di casa, quindi dove il paziente può stare con i propri familiari, anche con la musica, con quello che vuole, perché deve sentirsi a casa e nello stesso tempo avere la gestione e il sollievo del dolore che non può avere a casa. Quindi le giuste cure. E dove si trovano? In Calabria da quest'anno, dal 2017, sono stati ampliati i posti di cure palliative di hospice. Prima ce n'erano due, uno a Reggio Calabria e un altro a Rossano, con 10 posti letto a Rossano e 10 a Reggio Calabria. Dal mese di febbraio-marzo sono stati ampliati altri 3 hospice, di cui uno a Catanzaro, la struttura di Catanzaro, poi ce n'è un'altra anche qui a Cosenza, Montalto Fugo, e un altro vicino a Sant'Andrea, vicino sullo Ionio, vicino Soverato, insomma. Okay. Grazie dottore, buon lavoro, complimenti per tutto quello che fa. E allora noi diamo voce alla nostra band che ci canterà un successo di Michael Bublé. Okay. Arrivederci. Grazie. You're a falling star, you're a gateway call, you're the line to send when I go too far. You're the swimming pool on an August day, you're a perfect thing to say. Well, you play cool, but it's kinda cute, and when you smile at me you know exactly what you do. Baby, don't pretend that you know it's true, but you can see when I look at you. Well, in this crazy life, and through this crazy time, it's you, you make me sing. You're every line, you're every word, you're everything. You're a carousel, you're a wishing well. Well, you left me up when you ring my bell. You're a mystery, you're from outer space. You every minute of my everyday. Well, I can't believe that I'm your man. Well, I can see you, baby, just because I can. Whatever comes away, and I will see through. You can see what a love can do. Well, in this crazy life, and through this crazy time, it's you, you make me sing. You're every line, you're every word, you're everything. E grazie alla nostra band a questo punto spazio allo sport, come sempre nella nostra trasmissione, sport rigorosamente non calcio, sport alternativi come il kickboxing, e qui abbiamo Salvatore Iannuzzi che è direttore tecnico del Combat Team e atleta nazionale, benvenuto, e con lui venite, ci sono degli
degli esponenti, degli atleti appunto del Combat Team, giusto? Ecco, allora vi mettete qua dietro, poi insomma ci farete vedere qualcosa, benvenuti. Fate paura però, mamma mia. Allora ci racconti, Salvatore, un po' questa disciplina che arriva appunto dall'Oriente, arriva dal Giappone. Sì. La kickboxing fa parte, diciamo, delle arti marziali miste moderne, perché comunque prevede il pugilato nei colpi di braccia e nei colpi di gamba tutte le tecniche del karate, del taekwondo e della muay thai, inclusi anche colpi di ginocchio. È una disciplina che è iniziata in Italia nei primi anni 90, 88, 90, perché una volta si chiamava ancora karate contact, chi la chiamava in un modo, cioè aveva diverse, però poi ha preso molto piede e ora è una disciplina seguitissima. Ci sono tante varianti di questa, vero? Sì, ecco. Tante varianti, perché c'è il settore al contatto leggero e c'è il settore al contatto pieno. Il contatto leggero non prevede il KO, si esegue sul tatami e quindi è più vicina alle arti marziali, diciamo, classiche, tipo il karate, anche se ha un combattimento più continuato e appunto, diciamo, con l'utilizzo dei guantoni la parte pugilistica somiglia molto al pugilato per quello. Senti, ci fate vedere qualcosa a questo punto? Cosa ci fate vedere, tra l'altro? Venite magari al centro, così ci fate capire un po' questa disciplina che è molto amata, tra l'altro, molto seguita. Sì, tantissimo, vero? Tantissimo. Attualmente è una delle discipline più seguite. Allora, vediamo. Allora, raccontaci un attimo che cosa abbiamo visto. Perché allora, questo è un lavoro di braccia e di gambe. Questo è un lavoro che si fa sui PAO. Volevo prendere un attimo la parola per dire che lui è un campione europeo di kickboxing. Lui si chiama? Samuele Minervino. Ecco. Mentre Massimiliano Greco è campione italiano di kickboxing. Tu alleni, insomma, questi campioni sì, nazionali. Sì. Ecco. E cosa ci hanno fatto vedere in questo Adesso momento? abbiamo fatto un lavoro ai PAO, si chiama lavoro ai PAO, sono dei colpitori che servono ad allenare la forza esplosiva e proprio a simulare, diciamo, i colpi nel contatto pieno, quindi sul ring, perché i colpi vengono portati alla massima rapidità e potenza con combinazioni che poi andiamo ad effettuare nel combattimento vero e proprio, perché il combattimento è come quello pugilistico, quindi sul ring, senza pause, e quindi dobbiamo preparare al meglio i nostri atleti. Volendo dare un consiglio che chi si vuole avvicinare a questa disciplina, insomma, è per tutti, si può fare questa in diversi disciplina stadi. è aperta dai 5 anni ai 70 anni, 80 anni. Quindi anche da grandi, insomma, da è molto indicata anche alle donne, perché oltre ad essere un'ottima attività di fitness, di wellness, comunque si impara un'arte marziale, è una disciplina di difesa personale ottima, anche perché si lavora su colpi reali, perché molte volte la difesa personale c'è un discorso molto importante da fare, quindi anche per le donne può essere per molto... l'autodifesa di una donna potrebbe essere un'ottima disciplina. Assolutamente. Senti, visto che hai questi campioni nazionali europei, i prossimi traguardi, i prossimi step? Allora, il prossimo primo obiettivo abbiamo il campionato interregionale, quindi qua vicino ad Avellino, il 28 gennaio. Il 25 febbraio Samuele Minervino dovrà combattere a Bolzano, all'Alpa Arena, in un galà internazionale, mentre Massimiliano sta preparando per il Criterium a Riccione, che servirà di qualificazione per i campionati italiani assoluti, e poi vediamo poi il proseguo. Comunque durante l'anno, oltre a queste tappe, ci sono delle tappe intermedie, quindi galà, match preparatori agli eventi più importanti. Allora io ringrazio Salvatore Iannuzzi, appunto direttore tecnico del Combat Team, grazie ai nostri campioni, in bocca al lupo, datevi da fare, insomma, a portare la Calabria in giro per l'Italia e per l'Europa. E io invece lancio il contributo della nostra Paola Ambrogio, parliamo di dermopigmentazione e di bellezza. Oggi ci troviamo nel mio studio per parlare di laser al diodo. Il laser al diodo in questo momento è il trattamento più richiesto in assoluto per quanto riguarda la depilazione definitiva. Si parla spessissimo di depilazione definitiva anche perché molti pensano che questo tipo di trattamento tolga appunto definitivamente i peli. Non è proprio così, nel senso che di tanto in tanto qualche seduta di mantenimento va fatta.
però sicuramente si riesce a debellare il pelo almeno nell'80-85%. Oggi trattiamo Eleonora sulle braccia, è un trattamento molto veloce da fare, con una taratura media, perché è il primo trattamento che andiamo a fare. Mediamente ci vogliono una decina di sedute per debellare quasi definitivamente il pelo, però chiaramente questa è una cosa che dipende da persona a persona, è totalmente soggettiva. Come andiamo a procedere? Allora, prendiamo il nostro manipolo, prendiamo questo manipolo e lo passiamo direttamente sulla pelle, dando degli spot di luce. Questi spot di luce che cosa fanno? Vanno a camminare lungo il pelo, lungo la melanina del pelo, quindi il pelo viene utilizzato come filo conduttore, quindi si parte dalla punta del pelo per arrivare fino al bulbo, per poi farlo esplodere completamente e quindi debellarlo. Questo è diciamo il primo trattamento che si può fare, lo si fa una volta ogni 3-4 settimane. Questo trattamento chi lo può fare? Lo può fare, puoi tranquillamente posare la mano, questo trattamento lo può fare tranquillamente chiunque, a meno che non si sia in stato di gravidanza oppure si utilizzino dei farmaci fotosensibili. In quel caso è meglio evitare. Ovviamente da persona a persona c'è da verificare anche lo stato ormonale, cioè in quelle persone in cui ci sono delle disfunzioni ormonali non è semplice fare questo tipo di trattamento, lo si può fare, però bisogna ovviamente andare a verificare magari con qualche seduta in più, proprio per questo tipo di problema, appunto, perché gli ormoni sono i primi fautori della crescita del pelo e quindi delle nostre disfunzioni. E adesso ho il piacere e l'onore di invitare il professor Enrico Caterini, ordinario di diritto privato dell'Università della Calabria e coordinatore del corso di studi in giurisprudenza. Buon pomeriggio professore. Grazie. Allora, non si nasce per essere poveri, è il titolo del suo ultimo saggio, ma perché ha scelto questo titolo e soprattutto da che cosa ha tratto ispirazione? Beh, è semplice, noi non decidiamo di nascere, è una decisione che non ci appartiene, mentre possiamo decidere di non essere poveri e quindi tutto il saggio ruota intorno a questa esigenza di evitare che la nostra società si impoverisca. Qual è il ruolo delle istituzioni repubblicane? Ma sostanzialmente, storicamente, il ruolo è quello di abbattere le diseguaglianze, far sì che le persone più svantaggiate abbiano una chance diversamente da quelle che hanno già condizioni vantaggiose, e le istituzioni repubblicane della nostra Repubblica sono state concepite per questo, prevalentemente per questo. In questi ultimi 20 anni le scelte prevalentemente mercatiste ed individualiste hanno fatto sì che questo obiettivo venga messo un po' da parte, da qui l'esigenza di scrivere questo Lei in lavoro. questo saggio tratta delle ingiustizie sociali, ma secondo il suo punto di vista qual è il settore in Italia dove l'ingiustizia sociale è più evidente? Beh, quello più tangibile è certamente quello del diritto alla salute e alle cure mediche. Nel nostro Paese ormai si è creata una divergenza fortissima tra alcune regioni, la sanità è una materia di competenza principalmente regionale, le regioni non hanno tutte le stesse carte in regola, non sono nelle condizioni di assicurare le prestazioni sanitarie essenziali ai cittadini, per cui questo comporta che alcuni cittadini soffrono di più, altri invece hanno condizioni migliori nell'assolvimento delle cure mediche. Questo è un grave difetto della nostra Repubblica che genera una diseguaglianza non tollerabile. E in questo campo, in Calabria, quali sono i problemi che i cittadini vivono costantemente? I problemi sono arcinoti ai cittadini. Noi viviamo un commissariamento quasi da 10 anni, questo commissariamento purtroppo non ha dato i risultati sperati e questa gestione governativa non ha risolto i problemi della sanità. Il disavanzo sanitario non è diminuito, probabilmente è cresciuto, non si sa neanche bene qual è l'entità di questo disavanzo e soprattutto i servizi sanitari erogati ai cittadini sono andati via via peggiorando. Questa è una situazione che non può essere più sopportata.
soprattutto in una Repubblica che si dice unica, unita, che deve preservare il minimo essenziale di prestazioni a vantaggio di tutti gli italiani. E non solo, si subisce il triste fenomeno della migrazione sanitaria. Certo, si subisce questo fenomeno della migrazione tanto all'interno dell'Italia tanto all'estero, che purtroppo comporta un ulteriore aggravio della spesa sanitaria, perché la migrazione sanitaria genera altra spesa per le regioni che non riescono ad assolvere al compito dell'erogazione delle prestazioni essenziali. Quindi al danno si aggiunge la beffa e i cittadini restano comunque il soggetto debole di tutto l'assetto istituzionale. Nel suo ultimo lavoro lei si occupa anche del principio di sostenibilità, lo spieghiamo ai nostri telespettatori? Beh, la sostenibilità è un principio di socialità, è un principio che fa entrare da ingresso nell'ordinamento giuridico al concetto di umanità. L'uomo per definizione è connotato dalla sua finitezza, noi finiamo, l'umanità tendenzialmente non finisce, almeno per chi è laico questa idea è abbastanza ferma. La sostenibilità serve proprio a far sì che l'umanità possa autopreservarsi, possa autoconservarsi, e l'ordinamento giuridico deve compiere assolutamente questo ruolo, altrimenti finisce per assecondare i poteri forti e per mettere da parte le esigenze dei cittadini, tanto più di quelli deboli. Ma siamo ancora lontani dall'idea di Europa unita, nel senso esiste il popolo ma forse manca questa sovranità e questa entità sovranazionale che possa far pensare a tutti i cittadini italiani di essere in primis cittadini europei. Secondo lei qual è il problema sotto il profilo giuridico? Ma il problema è essenzialmente un problema istituzionale, è un problema di democraticità. Non abbiamo ancora concepito e non ci siamo ancora convinti che gli Stati Uniti d'Europa sono un fatto positivo, che bisogna necessariamente ricorrere ad istituzioni sovranazionali, tanto più in un panorama globalizzato con un'economia di mercato globale, e che le istituzioni europee devono essere istituzioni rappresentative, quindi fondate essenzialmente sul principio di democraticità. Quando viene meno questa essenza vengono meno le istituzioni, anche quelle repubblicane e anche quelle nazionali. In questo ultimo periodo, in questi ultimi anni, c'è stata una fase di regressione dell'avanzamento europeo e questo è un grande peccato, c'è grande bisogno di Europa. L'Italia, come gli altri paesi nazionali dell'Unione Europea, hanno grande bisogno dell'Europa. Spesso l'Europa non è stata all'altezza del suo compito, ma spesso anche gli Stati nazionali non hanno saputo far sì che l'Europa compisse appieno i suoi compiti. Basti pensare a ciò che è accaduto con l'immigrazione. L'immigrazione è stato un problema, il fenomeno migratorio è stato un problema che è stato affrontato dagli Stati nazionali, in primis da quelli frontalieri, molti altri paesi si sono disinteressati, questa è una cosa assolutamente indegna per un'istituzione sovranazionale. Occorrerebbe che di questo argomento se ne occupassero principalmente le istituzioni europee e soltanto dopo quelle nazionali. Quindi ancora qualche paese dell'Unione è geloso della propria sovranità e non cede quella porzione che possa essere indispensabile per costituire finalmente una entità sovranazionale a tutti gli effetti. Non so se proprio il termine gelosia è quello esatto, è accaduto che alcuni paesi hanno approfittato della loro forza all'interno degli equilibri europei per avvantaggiarsi dell'Europa e trarne una serie di profitti, di benefici a scapito degli altri paesi. Questa è stata una logica negativa nell'avanzamento dell'integrazione comunitaria che ha causato nei cittadini europei e nazionali un senso di sfiducia verso le istituzioni europee. Bisognerà correggere questo andamento per evitare che le istituzioni europee siano asservite ad alcuni paesi piuttosto che a tutti i paesi dell'Unione. Grazie professore Caterini, è sempre un piacere incontrarla. Grazie a noi a questo punto lanciamo il contributo di Liviana Mirarchi che ci parla del mondo delle spose. Molto bene. Allora, Liviana, se io dovessi decidere di sposarmi in questo 2018, tu che cosa mi consiglieresti? Allora, Cataldo, lo sposo generalmente acquista dopo la sposa perché deve essere contestualizzato nell'evento. In questo frangente, ahimè, sei relegato al ruolo di principe consorte. Non è male però con pochissime decisioni. Direi che per la tua fisicità io ti vedrei perfettamente con un mezzo tight, che è un abito elegante, formale,
Però tu mi devi dire come tu vuoi la tua sposa, perché per indirizzarti verso l'abito giusto devi avere accanto la ragazza giusta. Come ti piacerebbe avere la sposa? Io ho sempre sognato una sposa bella come Grace Kelly e soprattutto romantica come Grace Kelly. E allora ti avevo consigliato l'abito giusto. Quindi il tight, mezzo tight, perché il tight è l'abito con coda, cilindro, il 3 pezzi, molto formale e che impone agli uomini della famiglia di portare tutto lo stesso abito, quindi i papà, i testimoni, e devo dire che non è un abito di grande slancio, mentre il mezzo tight, che non ha le code, rimane sempre un abito molto elegante, molto formale, ma che dà più slancio e non obbliga il resto degli uomini della famiglia ad avere lo stesso vestito. Poi abbiamo i tessuti damascati, operati, di satin, di ottoman, quelli che hanno fatto uscire lo sposo dal cono d'ombra dell'anonimato. Pensa che fino a qualche anno fa, durante i matrimoni, lo sposo si confondeva con gli altri invitati. Spesso c'era la domanda: ma chi è lo sposo? Adesso ci sono degli stilisti, tra cui capostipite l'italiano Carlo Pignatelli, che hanno fatto uscire l'uomo dall'anonimato e gli hanno dato questo quarto d'ora di celebrità. Quindi specialmente un ragazzo può scegliere e giocare liberamente con tessuti, colori e accessori un po' particolari che gli danno il suo quarto d'ora di celebrità. Quindi l'uomo si adegua alla sposa. Assolutamente sì. Ma risulta comunque originale in questo modo. Sì, risulta originale perché c'è qualcuno che si occupa di lui. Quindi allora, siccome non bisogna trovare però sempre una Liviana Mirarchi. Siccome lui non può sbirciare la scelta della sposa, ci si affida alla wedding, o piuttosto quelle che di lavoro fanno le wedding, le mamme. Sapranno indirizzarlo sempre verso la cosa giusta, verso la scelta giusta e nel posto giusto. Allora io sono in buone mani? Assolutamente sì. Grazie Liviana. Grazie a te. Grazie. Cataldo. Ed ora la pubblicità e poi torniamo sempre qui, è sempre domenica. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Siamo rientrati in studio, Cataldo, e siamo al momento che ci piace di più. Che ci piace in assoluto, è il momento della puntata che noi adoriamo. Adoriamo, perché noi siamo sempre in regime. Sì, assolutamente, però la domenica noi possiamo fare qualcosa in più, anche perché abbiamo 2 ospiti d'eccezione e se seguiamo i loro consigli non possiamo che stare bene. Non possiamo sbagliare con il nostro chef e il nostro enologo, quindi adesso ci spostiamo nello spazio dedicato al buon cibo e accogliamo Vincenzo Ippolito, il nostro enologo. Benvenuto sempre, come ogni domenica, e il nostro Giovan Battista Bombini, il nostro chef che ci è venuto di nuovo a trovare con un altro piatto. Quindi una prelibatezza. Iniziamo con te, ecco, più che altro. Continuo sulla stessa scia dell'altra volta, sto riproponendo un piatto provato quest'estate insieme ad una grande intenditrice di cucina. Sì. Sbagliando un piatto abbiamo fatto una zuppa di zucca e porcini, poi rivisitando il menù che andrò a proporre in questa mia nuova esperienza ho fatto un flan di porcini. Quindi una zuppa corretta. Nacque come zuppa ai porcini, però poi per dare... E poi sbagliando tante volte si becca magari... C'è un grande cocktail che è sbagliato. No, è uno dei miei preferiti, lo sbagliato. C'è un grande cocktail sbagliato. Bravissimo. Ma anche nella cucina è stata sbagliata volutamente, perché forse c'era da riciclare qualche porcino nel frigo, quindi abbiamo aggiunto alla zucca di porcini e facendo questo nuovo menù ho cercato di farla con un flan e adagiato su una zuppa su una crema di zucca. Decorato con peperoncini. Il peperoncino non manca mai, come può ben vedere, è fondamentale. Senti, ma i porcini si trovano qua in Calabria, però insomma fuori è difficile trovarli, diciamo sono piuttosto... Ci sono regioni dove la Toscana, per esempio, anche il Trentino produce dei grandissimi porcini, il Piemonte. Però i nostri sono... Ci difendiamo. Ci difendiamo, i nostri sono molto profumati in quanto vengono raccolti ad altitudini più basse rispetto ad altri. Poi per
per influenza familiare. Io ho un papà che è un grandissimo cultore dei porcini, nonché grandissimo raccoglitore, anche forse da quindi, questo. Insomma, nella tua cucina c'è sempre un po' di te, c'è sempre un po' della mia vita, della mia famiglia, di me, questo sì. Certo, è così. Vincenzo, allora dai, associamo un po' il vino a questo, che ai cosa porcini. abbiniamo? Noi due. Come voi bevete solo la domenica, oggi io. acqua minerale. Ma no, ma noi ci siamo preparati. Perché dovete bere tutti i giorni? Noi ci siamo preparati. La domenica, ragazzi. Noi ci siamo preparati per bere la domenica. Mi metto in punizione, ragazzi. Tu te la cavi col bere, io però anche di domenica devo cucinare per loro. No, hai visto Vincenzo che da puntata a puntata oramai... Secondo me fra poco conduce lui ci manda a casa. Allora, che cosa ci associ a questo flan di porcini? Senza dubbio un Merlot. Un Merlot che è un vitigno che anni 80 e 90 ingiustamente in Italia era stato un po' messo fra i vitigni di serie B, era utilizzato per fare merlottini veneti così da 4 soldi. In realtà è un grande vitigno che viene dalla Francia, ma presente in tutto il mondo. Un vitigno dai grandi profumi, dalla grande morbidezza e che dà, a parte che entra nel taglio dei bordolesi, quindi già questo basta a darne la calatura e il livello di nobiltà di questo vino, ma poi sono associato Petrus e tutto Merlot, quindi stiamo parlando dei migliori vini in assoluto al mondo. Quindi è un vitigno che riesce a dare degli ottimi prodotti, di grande morbidezza, di grandi profumi che vanno soprattutto sulla viola e piccoli frutti tipo ribes, quasi senza tannino, un vitigno cioè dai tannini ma morbidissimi, e quindi che si sposa bene su questo piatto, che è un piatto molto delicato e che non dobbiamo andarlo a coprire con dei tannini troppo duri che non troverebbero un adeguato supporto di grassi che qua non abbiamo. Quindi un'ottima combinazione. Sì, diciamo è la combinazione più giusta. Quindi un vino morbido su un piatto che esprime grandi morbidezze. Il colore chiaramente è quello del Merlot, sempre questo addirittura viola intenso. È tipico. È quasi un tinturiere, si potrebbe dire, per l'intensità colorante che riesce a raggiungere. Poi da noi in Calabria, figuratevi, il doppio che in altre regioni. Il doppio che in altre regioni. Sì, perché noi abbiamo tanto sole e tanto sole porta anche a grandi accumuli di antociani. E quindi un colore più... Una pigmentazione più intensa. Esattamente. Insomma. Allora, sentiamo. Beh, buonissimo. Vedi come è molto delicato? Sì, delicatissimo. Molto fine, delicatissimo. È un vino che scivola leggero sulla bocca, riempie con una grande vellutosità, se si può dire questo termine, che quindi ben si sposa su un piatto morbido e vellutato come quello presentato dal nostro caro Giorgio. Allora, grazie al nostro Giovan Battista Bombini, il nostro chef, che ci ha portato questo flan di porcini su questo letto di zucca, no? Di vellutata di zucca e porcini. Grazie al nostro enologo Vincenzo Ippolito con il nostro Merlot che insomma ci ha accompagnato verso la fine della trasmissione, poi speriamo. Continuiamo a bere dopo la trasmissione. Continua a bere, vabbè, voi continuate a bere, perché io adesso invece mi sposto e mi occupo di teatro con un ospite insomma importante che è Dario De Luca del Teatro Mor, direttore artistico, benvenuto. Ciao. Vecchio amico, il nostro Dario De Luca, che insieme a Saverio La Ruina sono componenti di una delle compagnie teatrali più importanti della scena teatrale calabrese, appunto, che è Scena Verticale, e che da qualche anno, dimmi a che edizione siete del Teatro Mor? Terza? Guarda, no, di più. Noi abbiamo iniziato nel 2012. Insomma. Quindi sono 5 anni. 5 anni. 5 anni di teatro contemporaneo al Morelli, con questo progetto Mor, che insomma ci ha dato tante soddisfazioni, e mi sembra che sia stata anche un pungolo per la città per ritornare a ragionare sul contemporaneo in un momento in cui forse se ne vedeva di meno teatro contemporaneo in Sì, in infatti città. tra l'altro con il Teatro Morelli di Cosenza avete dato un'offerta in più alla città, perché insomma teatri noi a Cosenza
cosa ne abbiamo, ma l'offerta dei linguaggi insomma nuovi, sperimentali, l'avete data voi con questo accento appunto del cartellone More. Tra l'altro scorrendo il cartellone tornano dei nomi molto interessanti, no? Come Ascanio Celestini e come Motus. Come no, noi avremo un febbraio veramente ricco perché ritorna Ascanio Celestini con quest'ultimo spettacolo Laica, e dopo ci saranno i Motus con Middlesex, che sono appunto, a parte due punte di diamante del teatro contemporaneo italiano, ma sono anche due amici non solo di Scena Verticale ma del pubblico cosentino, castrovillarese, di chi si è incuriosito al teatro contemporaneo, perché sono stati qui da noi un po' di volte. Beh, anche in tempi non sospetti, devo dire, perché voi insomma da appunto la Primavera dei Teatri, che è il vostro festival da cui siete partiti, no? Come Scena Verticale a Castrovillari, avete portato tanti anni fa, insomma stiamo parlando di quanti anni? Stiamo parlando del 99. Quindi stiamo parlando di quasi 20 anni, no? Di lavoro sul territorio, ecco. Avete portato appunto questi interpreti che poi sono diventati protagonisti della scena nazionale e internazionale. Ascanio Celestini era quasi sconosciuto all'epoca quando l'avete... Era sconosciuto. Ecco, no, me lo ricordo perché insomma le prime volte che è arrivato qui l'avete portato voi, e poi dopo è diventato veramente uno degli interpreti più interessanti. Come no? Tu considera che i Motus vennero a fare un laboratorio teatrale nel 99 a Primavera dei Teatri, dove naturalmente nei nostri territori erano assolutamente misconosciuti. Erano già un piccolo nome nel teatro contemporaneo nel centro-nord, adesso girano il mondo. Middlesex farà questa data a Cosenza, ma è stato veramente in mezza Europa, per cui insomma poi ci fa piacere che anche vecchi rapporti sono rimasti saldi, e non dimentichi. E si fidelizzano, no? Si fidelizzano. Senti, però il lavoro di Scena Verticale è anche quello di scouting, perché voi insomma in questi cartelloni poi cercate anche di portare diciamo, le novità. Quali sono le novità che non dobbiamo assolutamente perdere al Teatro More, a parte queste vecchie conoscenze? Ma guarda, sicuramente il 28 gennaio, che è il nostro prossimo appuntamento, Punta Corsara con Il cielo in una stanza, è uno spettacolo da non perdere. Punta Corsara è un gruppo napoletano, è un gruppo che sa usare la tradizione napoletana per ricostruirla, reinventarla e usarla con un linguaggio del XXI secolo. Per cui Il cielo in una stanza sicuramente è una cosa da vedere. 10 mini balletti del collettivo Cinetico è un'altra cosa da non perdere. Noi proviamo a fare anche dei piccoli percorsi di teatro danza. La Pennini, Francesca Pennini, è una coreografa, e con questi 10 mini balletti appunto anche lei ha girato l'Europa, sta girando l'Italia, ed è una bella chicca perché lei riesce ad utilizzare il corpo per il teatro danza, ma riesce anche ad usare benissimo la tecnologia, per cui vederla è molto interessante. Senti Dario, questo è il cartellone, però io vorrei parlare anche un po' velocemente della produzione di Scena Verticale. Tu stai girando ancora con il tuo spettacolo? Io sto girando con Il Vangelo secondo Antonio, che è questo spettacolo in cui provo a raccontare l'Alzheimer. Saverio in giro con Mascolo e Femmina, che avete avuto anche in cartellone, che abbiamo avuto in cartellone adesso sotto Natale, e ci sono una serie di progetti nuovi. C'è un mio progetto che prova a rimanere su questo, una riflessione sempre sul dolore, come in fondo lo era il Vangelo, anche se tu l'hai visto, c'è anche tutto un lato anche ironico, certo. Un lato ironico proprio per non appesantire, anche se il tema è pesante perché è la malattia dell'Alzheimer. Adesso ragionerò sul nuovo spettacolo sulla morte, ecco, che naturalmente è un altro grande tema, però, provando a stare sempre sul filo dell'ironia. Dell'ironia, però anche della connotazione calabrese. Voi, insomma, Scena Verticale porta a livello nazionale e internazionale naturalmente temi di grande attualità universali, però con una chiave naturalmente legata al territorio. Voi comunque il vostro DNA non lo tradite mai. Sì, ma ci sembra che è bene che noi guardiamo, visto che noi guardiamo il mondo da questa latitudine, quando lo raccontiamo nei nostri spettacoli partiamo da questo punto di vista, che
pensiamo essere privilegiato, cioè guardiamo dalla Calabria il mondo. Il mondo, assolutamente. Allora, ricordiamo il prossimo appuntamento di Teatro Mor. Il cielo in una stanza, la compagnia è Punta Corsara, domenica è una pomeridiana il 28 gennaio. Grazie a Dario De Luca, direttore artistico del Teatro Mor, Teatro Morelli appunto di Cosenza, naturalmente componente di Scena Verticale. Salutiamo Saverio Laruina, che è un altro grande interprete, amico tuo e mio, assolutamente. Certo. Lanciamo un brano della nostra band. So you think you can tell heaven from hell, blue skies from pain? Can you tell of green field from a cold sea rail, smile from a veil? Do you think you can tell? Did they get you the train? Your heroes for ghosts, all the ashes for trees, all there for the cool breeze, cold comfort for change. Did you exchange a welcome part in the war for a Lero in a cage? How I wish you were here. We just two lost souls swimming in a fishbowl, year after year, running over the same old ground. Whatever we found, the same old fears. Wish you were here. Grazie alla nostra band, a questo punto noi siamo addirittura d'arrivo di questa puntata e non potevamo che chiudere in bellezza. Noi chiudiamo sempre in bellezza. Sì, ma proprio di nome e di fatto. Sì. Linda Suriano, Carli Fashion tra l'altro Agency. oggi ha un ospite d'eccezione. Benvenuta. È la nostra giovane amica, come ti chiami? Si chiama Annette. No, lo so già Cataldo, infatti scusami. Ci siamo conosciuti. Aveva già registrato il nome. Dietro le quinte. Abbiamo già fatto le presentazioni dietro le quinte, tra l'altro mi ha colpito in maniera particolare perché lei studia scienze politiche. Ah, vedi? Qui all'Unical e ha una carriera brillante anche alle spalle, tra l'altro adesso ce ne parlerà Annette. E Linda è stata la sua talent scout. Certo. Linda è andata a sbirciare anche nei corridoi dell'Università della Calabria e ha trovato questa bellissima ragazza. Sì. No, in realtà abbiamo organizzato una giornata contest con l'agenzia, con la Carli Fashion Agency, quindi eravamo zona pensiline con i miei collaboratori, insomma stavamo facendo queste foto per le pagine social. Mentre eravamo lì abbiamo incontrato forse una settantina di ragazzi tra uomini e donne. È arrivata lei. Ovviamente sono rimasta piacevolmente colpita perché comunque a parte la sua bellezza oggettiva mi è piaciuta anche mi piace perché è una ragazza molto semplice, molto tranquilla, molto disponibile, quindi ho preso i suoi recapiti e l'ho chiamata. Ci siamo visti in agenzia, abbiamo parlato un po', poi alla fine, siccome lei già nel suo paese ha un trascorso ha già fatto comunque qualcosa come sfilate, anche televisione, ora magari ve ne parlerà pure lei, abbiamo deciso insomma di fare qualcosa anche qui perché poi voglio dire ne vale la pena realmente, no? Annette, qual è il tuo paese d'origine? Io sono mozambicana, vengo da Mozambico. Precisamente da? Mozambico. E il paese proprio? La città proprio di Mozambico. Ah, ecco. Maputo.
Come si chiama? Maputo. Maputo. Una bella città. Una bella città. Senti, io chiacchierando con te prima mi dicevi che tu hai avuto esperienze televisive perché ti invitavano in Mozambico, nel tuo paese, nei format, per parlare di cosa? Per parlare di Galateo. Di Galateo, quindi tu hai fatto dei corsi di Galateo e quindi dai dei consigli appunto su come comportarsi bene. Esatto. Ecco. Allora ci dai qualche consiglio? Ma il Galateo cambia di paese in paese o è una cosa universale? Cambia di paese in paese, però abbiamo delle regole che sono generali. Per sbaglio le persone pensano che Galateo riguarda soltanto alle tavole, all'organizzazione delle tavole, però riguarda anche ai comportamenti e alla proiezione di un'immagine. Quando noi parliamo di immagine stiamo parlando di una proiezione di un'immagine positiva che riguarda anche ai comportamenti, quindi il Galateo ci fornisce delle tecniche specifiche per rendere più un'immagine diciamo più sicura di se stessa. Più sicura ma anche più positiva, più piacevole nei confronti degli altri, principalmente in un ambiente in cui oggigiorno le persone... Esatto. Cioè, e allora dacci qualche consiglio, voglio dire, anche, quindi è importante anche la postura. La postura corporale e anche il tono di voce determinano il livello di sicurezza di qualcuno. Quindi in un ambito di negoziazione in cui ci sono due persone è molto importante anche la questione dei gesti, delle toni di voce e tutto quello, quindi, è abbastanza voce, importante. Tonalità della voce, esatto, la gestualità è fondamentale, quindi anche il modo con cui ci si avvicina all'altra persona, no? Come ci questo si pone, può determinare anche il livello di sicurezza che la persona c'è di se stessa. Senti, ma il Galateo è più importante per gli uomini, vero? Sì, per tutti. Diamo qualche consiglio agli uomini sul Galateo, che ultimamente peccano un po' di Galateo nei confronti delle donne. Dai un consiglio agli uomini per essere galanti. Então, allora... per gli uomini io consiglio di tornare un po' indietro alla storia, perché oggi... Vero Linda? Allora sentiamo, guarda Annette, che mi piace molto questa cosa. Di questo. Tendono a dimenticare delle regole fondamentali. Noi diciamo una persona che fa il Galateo e una persona che non fa il Galateo si vede la differenza. Quindi è importante risgattare quelle regole. Ecco, apriamo la porta prima di tutto alle donne, ecco, magari. E poi quando andiamo a cena, magari se gli spostiamo la sedia non facciamo cosa brutta. Magari abbiamo anche la portiera della macchina. Io volevo dire quello, ecco. Cominciamo da queste piccole regole, bacio vero? sulla fronte, per esempio. Bacio sulla fronte? Ma sì, è un segno di grande tenerezza, di grande romanticismo. Se dobbiamo recuperare le vecchie tecniche del corteggiamento si inizia con il bacio magari sulla fronte, anche due fiori se glieli vogliamo portare a una signora, fiori. non è che proprio fanno schifo. Vero, bacio a mano, dai. Insomma. No dai, un ultimo consiglio. La mano non si bacia. Non si Se bacia. non ci sono intimità non si bacia. Ok. No, infatti non si bacia il bacio a mano, però poi in realtà il bacio non si dà, neanche si sfiora. Si fa solo il gesto, vero? Esatto, solo il gesto. Che galantuomo, guarda. Si sfiora proprio, ecco. Sì, però magari dopo il secondo incontro il baciamano, il primo... No, il primo no. Il primo no, vedi Cataldo? No, ok. Bene. Allora Linda, insomma hai scoperto una risorsa perché... No, ma perché poi lei proprio rappresenta in pieno, c'è la classica sfatiamo il mito, bella ma non balla, perché lei in realtà oltre ad essere bella è una ragazza pure molto preparata, poi comunque... ha studiato anche il Galateo e non è da tutti, perché anche le donne qui purtroppo sappiamo che non c'è tutta questa... Sì, poi ci devi raccontare nelle prossime puntate, perché oramai Annette sarà dei nostri, perché ci dà dei consigli di Galateo, come ci dobbiamo sedere noi donne, che Kate insegna, vero, la nostra principessa inglese, come bisognerebbe mettere le gambe, così, quindi ci devi dare nelle prossime puntate anche un po' di postura e di allure, che è importante. Annette ritornerà con noi. Sì, sei dispiaciuto? Sono felicissimo di averla, anche non perché credo. Si apprendono molte cose. Si apprendono. Allora Linda, insomma, lo scouting continua? Sempre, anzi a volte sembra una stalker, perché magari vedo sono ragazzi, quindi poi li punto, però sì, perché poi alla fine è bello far vedere che insomma in Calabria esistono queste bellezze, e quindi perché non portarle avanti e farli lavorare? E perché non valorizzarle, certo. La Miss Italia in Calabria la scopriamo quest'anno?
Quest'anno abbiamo la Miss Italia. Ok, punto. Sì. L'hashtag potrebbe essere questo. Quest'anno abbiamo la Miss Italia. È troppo lungo. Abbiamo capito che è una cosa più corta. L'hashtag per quest'anno è Cataldo cerca moglie. Dobbiamo pensare a quello di Miss Italia. Cataldo cerca moglie. Cataldo cerca moglie è bellissimo. Allora, che arriverà il 31 punto... dicembre quest'hashtag, ma sei preoccupato? No, dai, allora siamo in chiusura. Poi parliamo anche di questo con il Galateo, di Cataldo che cerca moglie. Ovviamente. Allora, noi diamo appunto appuntamento alla prossima domenica. Ringraziamo la nostra band che ci accompagna sempre nelle nostre puntate. Prossima domenica con È sempre domenica. Grazie Linda, grazie Annette. Grazie a voi. E grazie a Raffaella Salamina. Grazie Cataldo. Alla prossima. Grazie. Arrivederci. Cerca Teleuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.